Siamo qui oggi come CISL in via Tennea, qui di fronte alla Villa Bellini, per promuovere la nostra proposta di legge, la proposta di legge di iniziativa popolare che finalmente vuole dare concretezza, vuole dare attuazione all'articolo 46 della nostra Costituzione. Articolo 46 che sancisce un diritto fondamentale dei lavoratori, che è quello della partecipazione. La partecipazione alla vita delle aziende e quindi la collaborazione a quelli che sono i processi del lavoro. Questo consente tutta una serie di vantaggi, di effetti positivi alle lavoratrici, ai lavoratori, alle imprese stesse, ma complessivamente al territorio, perché significa salari più alti, significano anche chiaramente una maggiore stabilità e qualità del lavoro, significa coesione e sostenibilità sociale. Abbiamo cominciato chiaramente attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro a informare i nostri iscritti, le lavoratrici e i lavoratori della proposta di legge e quindi degli effetti positivi che questa chiaramente avrebbe sul lavoro, sulla qualità del lavoro, e devo dire che stiamo ricevendo molta adesione, molta curiosità e partecipazione proprio. Oggi questo è il primo banchetto che abbiamo organizzato, quindi a partire da Catania, ma saremo in tutta la provincia con un calendario specifico che appunto si svolgerà nei prossimi giorni e che sicuramente replicheremo ulteriormente nelle prossime settimane.